Bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il consigliere scientifico di Limes Germano Dottori, che dovrebbe già essere in collegamento. È con noi, professore? Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sì, sono in collegamento. Benvenuto su Radio Libertà. Dunque io sono molto contento di fare questa chiacchierata con lei oggi, perché mi sembra che io non so se sia, diciamo, esattamente quella terza guerra mondiale a pezzi che forse è l'immagine più efficace del pontificato di Papa Francesco, ma comunque assistiamo a una moltiplicazione quotidiana dei focolai di crisi, spesso crisi bellica esplicita, no, internazionali. E quindi ci tenevo con lei a, come dire, no, rintracciare una bussola della contemporaneità, insomma. Partirei per un'esigenza, diciamo, giornalistica, da quello che forse non è neanche il focolaio principale, no? Però è quello che in questi giorni sta prendendo piede in modo clamoroso, e mi riferisco al nuovo fronte, diciamo, aperto da Israele con la Siria. E volevo chiederle cosa sta succedendo esattamente tra Israele e Siria e perché la spesso misconosciuta, no, e sottovalutata comunità drusa è un ulteriore invece tassello rilevante in quello scenario. Ma le ragioni sono diverse. Intanto una prima e fondamentale è che con i drusi gli israeliani hanno dei rapporti che intendono tutelare. In secondo luogo credo anche che Israele stia cercando di definire le regole del gioco con il nuovo interlocutore che è arrivato al potere a Damasco. Cioè siamo in una fase di ridefinizione delle relazioni bilaterali in cui, come sempre capita in Medio Oriente, la forza ha un ruolo fondamentale che invece in altre parti del mondo non ha, in particolare non ce l'ha all'interno dell'Europa comunitaria in cui ci troviamo noi, e questo spiega anche perché tutto quello che capiti fuori dall'Europa ci sembra così strano, così astruso, così incomprensibile. Certo, diciamo qual è dal suo punto di vista l'obiettivo diciamo sia tattico che strategico di Netanyahu con questa iniziativa? Ma Netanyahu è arrivato al potere e ci è tornato più volte sempre insistendo sull'obiettivo della sicurezza. Netanyahu vuole avere per Israele confini sicuri e comunque un contesto anche regionale in cui Israele possa prosperare e ragionevolmente ritenere di essere protetto da qualsiasi minaccia. Ovviamente tutto questo è possibile soltanto relativamente ed è diventato anche più complicato come obiettivo da conseguire, perché oramai lo sviluppo della tecnologia, la proliferazione missilistica, eccetera, ha ampliato notevolmente il novero degli avversari da cui Israele si deve guardare, e penso in modo particolare all'Iran. Comunque c'è poco da fare. Fin tanto che l'esistenza di Israele non verrà accettata da tutti i paesi che insistono sulla stessa regione, la politica estera israeliana avrà sempre una componente militare piuttosto pronunciata e continueremo a vedere fasi in cui le forze armate israeliane vengono impiegate attivamente al di fuori dei confini del paese. Certo, e questo forse è quello che non sempre capiamo in Europa, anche per quell'irenismo europeo a cui lei si riferiva. Viviamo in un continente che, grazie a Dio, almeno nella nostra parte, è in pace da molti decenni e in cui è stato fatto di tutto anche per sradicare il nazionalismo dalle nostre culture. A mio avviso non ci siamo interamente riusciti, ma dei progressi significativi sono stati realizzati al punto che oggi, ora come ora, un conflitto per esempio tra francesi e tedeschi non sarebbe più immaginabile. Sono gli stessi francesi e gli stessi tedeschi che non immaginano più un futuro nel quale
le proprie gioventù debbano confrontarsi sui campi di battaglia, e questo è probabilmente il più grande successo che è stato ottenuto dal processo di integrazione europea. Certo. A proposito di abbagli europei, invece, gliela semplifico ovviamente, ma riferito ad Al-Jolani e all'attuale regime siriano, c'è stato un po' l'abbaglio, diciamo, dei talebuoni, dei jihadisti riluttanti, dei jihadisti ragionevoli. Abbiamo un po' chiuso gli occhi di fronte all'identità effettiva di questi soggetti? Ma tante volte la speranza ci induce a trascurare alcuni elementi dei trascorsi delle persone che poi diventano importanti e con le quali vogliamo avviare delle interlocuzioni. Abbiamo creduto a lungo che la fine del regime di Assad potesse comportare un futuro diverso per la Siria e anche per le nostre relazioni con quel paese, e dobbiamo riconoscere che probabilmente molte di queste speranze sono state mal riposte. Purtroppo non basta dismettere l'abbigliamento da jihadista e indossare il doppio petto per cambiare completamente, e bisogna anche tener conto di tutti i condizionamenti che un paese come la Siria in qualche modo soffre, no? A causa della sua storia, della sua composizione etnica, di tutte le pressioni che vengono esercitate nei suoi confronti. Non è una condizione facile quella nella quale si trovano, e francamente non c'è da essere molto ottimisti in questa fase rispetto a ciò che potrà accadere. Tante cose sono cambiate, è cambiata anche la postura della Turchia. Cioè, la Turchia è un paese fondamentale dell'Alleanza Atlantica, ma non possiamo più considerarla al 100% uno Stato facente parte dell'Occidente, qualcosa che sta nel mezzo, è nel pieno di una fase di ridefinizione della propria identità, e sta sviluppando una politica di potenza che si avverte fortemente anche in Siria. Questo è uno degli elementi. Cioè, in realtà poi in Siria si scontrano in qualche modo da un lato gli israeliani, dall'altro i turchi e per certi versi anche gli iraniani, seppure gli iraniani in questa fase siano considerevolmente indeboliti dai risultati del loro duello con Israele. Certo, sì, è un po' un prisma, diciamo, in questo momento la Siria. Diciamo, dai nostri abbagli sul fronte, diciamo, medio orientale, volevo passare un po' a quelli che secondo me a volte sono i nostri pregiudizi. Io trovo che ci sia un pregiudizio clamoroso, lo dico chiaramente, del mainstream su Donald Trump. Le faccio due esempi velocissimi, poi ovviamente sento il suo parere. Scena numero 1: Trump bombarda i siti nucleari iraniani. È un guerrafondaio, un interventista, un incosciente. Trump cerca un, diciamo al momento fragilissimo, inverosimile deal con Putin. È un isolazionista, uno che ritira l'America, uno che tentenna. Cioè, io ho l'impressione che per alcuni Donald Trump sbagli sempre, ecco. Non posso che darle ragione, ma incidono ovviamente una serie di fattori sul giudizio che viene manifestato nei confronti di Trump. Ovviamente c'è intanto un pregiudizio ideologico, no? Cioè il rigetto del fenomeno e l'indisponibilità a cercare di comprendere perché questo fenomeno è diventato così importante, perché Trump è riuscito a farsi eleggere 2 volte e nel mezzo mancare di poco la conferma alla Casa Bianca. Quindi c'è qualche cosa che non dico che sfugga, ma che viene colpevolmente trascurato da chi non vuol capire. Noi italiani lo sappiamo bene da cosa può dipendere, perché abbiamo visto un fenomeno del genere accadere anche nei confronti di Berlusconi. Arrivano delle personalità in politica talvolta che sono estremamente polarizzanti, cercano di spaccare e quando vincono determinano una situazione in cui da un lato ci sono i sostenitori appassionati della causa e dall'altro coloro che sono contro a prescindere. Trump si trova, secondo me, in una situazione di questo tipo. La cosa poi a mio avviso decisiva
nel pregiudizio contro Trump è il fatto che Trump è stato eletto come repubblicano e nella percezione comune i repubblicani sono dei cultori della forza, sono dei guerrafondai, eccetera. Questo, prima di tutto, non è vero, perché storicamente le guerre più impegnative degli Stati Uniti le hanno iniziate dei presidenti democratici e non dei presidenti repubblicani. Ma in particolare non è vero per Trump, il quale ha un'agenda in cui i temi della politica interna sono dominanti e ritenuti prioritari rispetto a quelli della politica internazionale. Cioè, fondamentalmente Trump vorrebbe potersi non occupare del mondo e ogni qualvolta invece viene tirato dentro qualche crisi di impossibile o difficilissima soluzione, lui è contrariato perché deve spendere del capitale politico che gli interesserebbe invece investire altrove. E questo è il caso anche del recente attacco nei confronti del programma nucleare iraniano, al quale è stato risolto secondo me intanto perché non poteva fare altrimenti, ma soprattutto perché in questa vicenda il motore di tutto è stato Netanyahu. È Netanyahu che ha fatto la prima mossa ad alto rischio, da scommettitore qual è, e a un certo punto gli Stati Uniti si sono trovati nella necessità di dargli una mano, perché altrimenti Netanyahu avrebbe corso il rischio di trovarsi esposto non a una figuraccia, perché questo non ha gran senso in politica internazionale, ma a una sconfitta di fatto. E ovviamente nessun presidente degli Stati Uniti può permettersi che Israele subisca una sconfitta da parte di un paese avversario, un paese peraltro con cui Trump cerca delle interlocuzioni, ma che comunque rimane per gli americani una bestia nera dal 1979. Gli americani hanno una memoria storica di quello che gli capita molto molto più lunga di quella che abbiamo mediamente in Europa e soprattutto noi italiani. È vero quello che Montanelli raccontava di Longanesi, cioè gli italiani non hanno memoria storica. Questo è uno dei nostri forse principali difetti quando ci rapportiamo al mondo, però comunque non siamo gli unici, ecco. No, certo. Quindi, altrove le sensibilità sono piuttosto spiccate e quindi ovviamente le decisioni vengono prese sullo sfondo di un altro modo di pensare. Certo, a proposito di quello che ha detto, diciamo dell'ottica che sta alla base dell'azione di Trump, volevo chiedere se lei condivide quello che ha scritto Victor Davis Hanson, no? Che è un importante intellettuale conservatore, anche un esperto di storia militare, il quale recentemente ha scritto: Trump non è né un interventista ideologico né un isolazionista ideologico, è un populista nazionalista in senso americano. È questa la diagnosi? Ma è un pensiero largamente condivisibile, non è nemmeno in realtà nuovo, se ne parla dal 2015-2016 in questo senso. È sicuramente un pragmatico ed è un uomo poi che non ha una particolare fiducia nelle possibilità della forza militare. Lui crede molto di più all'efficacia della forza economica. Infatti è quello lì che accetta lo schema delle sanzioni con maggiore entusiasmo, impone tariffe, dazi, quote, eccetera, che sono sì strumenti anche utili al recupero di una competitività economico-industriale che in America è un po' claudicante, declinante per certi versi, però è anche si tratta anche di strumenti di pressione politica, no? Che vengono utilizzati per ottenere una varietà di obiettivi, non solo ed esclusivamente economico-commerciali, ma anche politici. Non ama il ricorso alla forza. Nel momento in cui
si muove su quel terreno, Trump è come un pesce fuor d'acqua, cioè lo fa, ma non è la sua prima opzione, è assolutamente l'ultima, ed è quella della quale, se potesse, lui farebbe volentieri a meno sempre. Chiarissimo. Ci fermiamo solo 30 secondi, torniamo subito con Germano Dottori. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Rieccoci a Parlando Liberamente col consigliere scientifico di Limes Germano Dottori e provando a mettere a terra lo schema trampiano che ci ha tratteggiato, no? Cioè leva commerciale, i dazi come strumento geopolitico e forza come estrema ratio. È questo l'approccio di Trump alla Russia, al dossier russo-ucraino, e in che fase siamo in questo momento della dialettica tra Trump e Putin? Io credo intanto che Trump fosse molto sincero quando all'inizio di questo suo nuovo mandato riteneva, e lo rendeva anche di pubblico dominio, il proprio ottimismo, la propria fiducia nella possibilità di raggiungere un accordo di sistema con Vladimir Putin. Io credo che a Trump fossero sfuggiti alcuni elementi nel periodo in cui lui si è trovato fuori dalla Casa Bianca, che hanno profondamente alterato il contesto e avviato anche la Russia lungo una deriva dalla quale sarà molto difficile riportarla indietro. Però, pragmatico com'è, ne ha preso atto. Cioè, a un certo punto, proprio recentemente, Trump ha rilasciato delle dichiarazioni dalle quali si comprende tutto il suo sconcerto e il suo disappunto, perché evidentemente nel momento in cui non può realizzare un accordo di sistema con la Russia per provare a stabilizzare questo pianeta, è evidente che la speranza di poter ridurre i focolai di tensione e conflitto si attenua in modo significativo, e tutto questo per Trump non va bene, confligge con la sua agenda che, come spiegavo in precedenza, ha una serie di priorità fondamentali che sono tutte nel campo della politica interna piuttosto che nel campo della politica internazionale, e molto probabilmente lo costringe anche a impostare in termini molto diversi anche la relazione con la Cina. Certo, gli Stati Uniti ora non possono raggiungere un accordo con la Russia in funzione anticinese, debbono invece rilevare il fatto che la Russia e la Cina si sono messe su un sentiero di convergenza rispetto al quale gli Stati Uniti sono fuori. Quindi in qualche modo Trump è costretto a ridefinire il progetto, naviga a vista e non può fare altrimenti come tanti altri grandi attori della politica internazionale, perché la capacità di controllare l'evoluzione di questo pianeta, almeno nella sfera politica, è sensibilmente inferiore a quella che esisteva qualche anno fa. Diciamo, c'è un grado di anarchia, per dirla in termini più tecnici, molto, molto più elevato oggi. Questo ovviamente significa che lo spazio per i grandi progetti si restringe e la navigazione a vista diventa prevalente rispetto a qualsiasi altra considerazione. Quindi ogni giorno si cerca di limitare i danni, e dove ci sono delle opportunità, dove si manifestano delle opportunità, si prova a coglierle. Certo. A proposito del sentiero di convergenza a cui ha fatto riferimento, le volevo fare una domanda, probabilmente banalizzando, ma guardando la faccenda dal punto di vista di Putin, non sta correndo un rischio esiziale, cioè quello di finire da vassallo della Cina, da vassallo della Cina, che a me pare un esito, come dire, contrario a tutta la storia, la cultura, l'identità, l'afflato imperiale russo, insomma.
Questo è il nostro modo di guardare alla situazione, lo percepiamo così e io personalmente sono del tutto d'accordo, ma va detto che in Russia in realtà, almeno nei circoli che contano, c'è una dialettica molto forte tra coloro che guardano l'Occidente e comunque vorrebbero ancora raggiungere in qualche modo un accordo per regolare la pacifica coesistenza, ed altri che invece preferiscono scommettere sulla Cina, vedendo nella Cina un attore in grado di cambiare le regole del gioco che condizionano e disciplinano in questo momento le relazioni internazionali, almeno quelle tra le grandi potenze. Dal mio punto di vista i russi stanno discutendo tra loro su quale sia il male minore. Onestamente, se loro dovessero propendere per la strada che conduce a Pechino, rischiano di danneggiare in modo significativo gli interessi nazionali del loro paese a lungo termine. Ma diciamo, questa è una valutazione che facciamo noi da Occidente, in questo caso qui dall'Italia. Bisognerebbe ascoltare qualcuno a Mosca. Il problema è che dal momento in cui i russi hanno invaso l'Ucraina e sostanzialmente abbiamo deciso di interrompere i rapporti tra noi e loro, è anche più difficile capire esattamente in questo momento come stia evolvendo il dibattito interno alla Russia, perché in Russia non ci possiamo andare, non li possiamo ascoltare e quindi diciamo abbiamo qualche strumento in meno. Tutto qui dal mio punto di vista. Speriamo che in Russia accada qualcosa che rafforzi quella parte del sistema politico istituzionale che tutto sommato si sente ancora agganciata all'Europa, se non proprio all'Occidente, che quindi possa frenare questa deriva in senso eurasista che sembra prendere piede in Russia ogni giorno di più. Certo. E allora a proposito della Cina come, diciamo, potenziale fattore, no, di un cambio proprio così di paradigma della storia, anticipo quella che è l'ultima domanda che volevo farle, e cioè lei crede, come molti analisti, insomma, occidentali in primis, che noi siamo avviluppati nella famosa trappola di Tucidide, no? Cioè quella tendenza per cui le aspirazioni di una potenza in ascesa, nel caso la Cina, si scontreranno a un certo punto inevitabilmente con gli interessi della potenza egemone, in questo caso gli Stati Uniti, e questa cosa, come dire, scaturirà per forza un quadro di guerra. Lei è convinto di questo o ci sono dei margini per uscire da questa trappola? Allora, cominciamo col dire che Tucidide è il padre di tutti i realisti, quindi la logica di questo grande pensatore dell'antichità merita tuttora grande rispetto, evidentemente. Però c'è anche da dire un'altra cosa. Sì, vabbè, la trappola di Tucidide che tenderebbe a riproporre un antagonismo tra le maggiori potenze di questo momento e del futuro. Sicuramente ci sta, ma non necessariamente conduce alla guerra. Noi abbiamo avuto l'esperienza della guerra fredda in cui le due principali potenze, le superpotenze, cioè gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, si guardarono in cagnesco per decenni, ma mai giunsero al punto di non ritorno di farsi la guerra, e siamo tutti vivi e vegeti grazie a questo, Certo. a questo fatto. Allora, fermo restando che sì, si va probabilmente verso una nuova forma di duopolio sul mondo, dobbiamo comunque avere fiducia e ritenere possibile che questo confronto si sviluppi in modo pacifico. E d'altra parte c'è un fattore in più che è estremamente positivo, cioè la Cina non è l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica sostanzialmente era un'economia autarchica, chiusa in se stessa, con pochissime interazioni con il resto del mondo. La Cina, per prosperare, invece deve commerciare, deve esportare, deve avere
a disposizione mercati aperti, rotte aperte. Non si può proprio permettere, dal mio punto di vista, un conflitto aperto con gli Stati Uniti, che controllano le vie di navigazione e controllano anche l'aerospazio. Quindi in qualche modo la Cina dovrà accettare questo stato di cose e proseguire della cosiddetta ascesa pacifica, anche se non dobbiamo meravigliarci che poi, data la crescente dipendenza della Cina dai mercati esterni per le proprie esportazioni, ma anche per l'acquisizione di materie prime e tutto quello che le serve per prosperare, stia sviluppando uno strumento militare che le consentirà anche una significativa proiezione internazionale ben al di là delle acque territoriali del proprio paese, quindi verso in particolare l'Africa, verso l'Asia centrale e forse anche verso l'America Latina. Vedremo poi in che modo gli Stati Uniti reagiranno, soprattutto nel momento in cui la Cina diventasse particolarmente forte nel continente americano, nel quale gli americani tendono tuttora ad applicare la dottrina Monroe o comunque una qualche variante, una qualche sua variante, insomma, considerando quell'emisfero, loro lo chiamano emisfero occidentale, come il proprio emisfero, l'emisfero nel quale gli americani non vogliono avere competitori forti. Certo, riparto dalla sua, diciamo, immagine della Cina, no, come fabbrica che è condannata a essere aperta al mondo, no, perché volevo andare sulla questione dei dazi. Allora, io premetto che io non credo a quella che constato è però, come dire, la tesi che va per la maggiore, cioè io non credo all'isteria di Donald Trump, non credo al fatto che ci sia una componente clinica per cui si sveglia ogni mattino e cambia le percentuali dei dazi, no? Io immagino ci sia una strategia, immagino sia anche legata alla questione cinese. È così? Qual è la strategia di Trump dal suo punto di vista rispetto ai dazi? Ma allora, intanto occorre dire che i dazi piacciono a Trump da decenni. Certo. Ne parla dagli anni '80, quindi certamente non è imprevedibile, non è strano il fatto che pensi di utilizzarli. Dal mio punto di vista, lui li sta impiegando come strumenti a finalità multipla, per proteggere l'economia americana, restituire smalto alle manifatture che ne hanno perso, però al contempo anche per negoziare delle contropartite politiche. Io penso per esempio nei confronti degli alleati nell'alleanza atlantica, i dazi e questo obiettivo dell'incremento delle spese militari che Trump ha posto sul tavolo siano in qualche modo collegati, no? Certo. E comunque sia, c'è qualche cosa di più grande che sfugge, e qui torniamo ancora una volta al pregiudizio nei confronti di Trump. Trump non è un imperialista, è un nazionalista. Quello che sostanzialmente sta facendo è dismettere l'impero informale degli Stati Uniti. L'impero informale degli Stati Uniti aveva ed ha tuttora due componenti basilari: una componente militare di presenza avanzata, cioè di basi all'estero in cui sono presenti soldati americani, e dall'altro lato l'uso del mercato americano come collante, cioè tu tieni aperto il mercato americano e offri sbocchi alle esportazioni degli alleati per legarli a te, quasi come fosse una forma di sovvenzione. Nel momento in cui Trump decide che l'impero, chiamiamolo così, l'impero informale, non conviene più agli interessi degli Stati Uniti, ma l'interesse nazionale degli Stati Uniti va definito in un'altra maniera, ecco che tu hai da un lato il ritiro dei soldati che si trovano all'estero e quindi la richiesta agli alleati di provvedere maggiormente in proprio alla propria difesa e sicurezza, e dall'altro lato anche la chiusura del mercato, perché non c'è più bisogno di sovvenzionare gli alleati. Gli alleati sono diventati competitori. Questo spiega, diciamo, la logica di tutto il sistema, che dal mio punto di vista è molto cogente, cioè tutt'altro che il risultato di un'improvvisazione, è molto coerente, invece intrinsecamente coerente. E questo ovviamente
rappresenta per noi una sfida. Dobbiamo ricordare che Trump in questo non è soltanto un attore e un promotore di cambiamento, ma il suo arrivo al potere riflette una richiesta di novità e di cambio di approccio. E oramai, diciamo, Trump ha vinto 2 elezioni presidenziali e quella di mezzo, come dicevamo in precedenza, ha mancato la vittoria per un soffio. Quindi c'è un grado di condivisione interna agli Stati Uniti del suo progetto sul quale noi dovremmo riflettere, perché verosimilmente non verrà meno. Non verrà meno salvo che non si verifichino delle circostanze al momento imprevedibili, ma che poi ridefiniscono tutto il contesto. In quel caso ne riparleremo, ma al momento, così come stanno le cose, questo è quello che c'è da dire dal mio punto di vista. Chiarissimo. Le faccio l'ultimissima domanda a cui può darmi anche una risposta secca, dato che questo è, come dire, il nuovo ordine o tentativo di ordine apparecchiato da Trump. A partire dalla questione dei dazi, l'Italia non dovrebbe avere il coraggio di rompere un tabù e di trattare in modo bilaterale, uno a uno, vis-à-vis con gli Stati Uniti? Allora, io questa cosa la sento da diverso tempo e devo dire anche da diverse sorgenti. Io però mi chiedo se questo sia possibile, perché uno dei pochi campi in cui l'Unione Europea è effettivamente dotata di un potere sovranazionale, questo è proprio quello della politica commerciale. Cioè alla World Trade Organization noi siamo presenti con il rappresentante europeo, non con quelli nazionali, e oltretutto noi siamo un'unione doganale. Cioè risulta difficile, se non impossibile tecnicamente, per un paese negoziare una condizione di vantaggio che poi non si ripercuota su tutto il resto, perché noi frontiere interne non ne abbiamo. Per questo non capisco come questa cosa possa essere realizzata, senza poi tralasciare il fatto che il potere negoziale dell'Unione Europea a un tavolo di trattativa è superiore a quello di qualsiasi Stato nazionale ne faccia parte. L'Inghilterra è un caso, secondo me, a sé stante, del tutto particolare, perché comunque tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti ci sono dei legami molto più profondi che hanno a che fare con la comunanza linguistica e soprattutto una condivisione di storia, di visione del mondo, di interessi, che rende possibili delle convergenze che con paesi come la Germania, la Francia o la Spagna sicuramente non sono purtroppo immaginabili, e quindi è chiaro che sarà per noi un po' difficile. Io confido che questo 15% di cui si parli possa essere alla fine il punto di caduta, anche se un 15% comunque qualche danno all'Italia lo farà. Gli industriali sono preoccupatissimi già di un 20%, cioè il 20% per loro è già qualche cosa che potrebbe comportare una drastica perdita di mercati e di sbocchi. 15 è meglio del 20, speriamo che ci si possa assestare su questo livello, fermo restando che ovviamente dovremo darci da fare molto di più su tutti i mercati alternativi e in particolare su quelli emergenti che stanno maturando maggior potere d'acquisto. E sono delle sfide del nostro tempo sulle quali abbiamo un grado di controllo veramente minimo. Quindi è a noi di adattarci, perché non siamo in grado di modificare le condizioni sul tavolo. Chiarissimo, e vedremo gli sviluppi ed eventualmente ne riparleremo su Radio Libertà. Io la ringrazio molto di essere stato con noi, professor Dottori. Grazie a voi. Buona giornata. Anche a voi. Parole